Buonasera e benvenuti dal Palasele di Eboli, 20ª giornata del campionato di Serie A. A far visita alla Fel di Eboli arriva la Kame Treviso. Fischietto in bocca per l'arbitro e si parte. E subito in movimento Calderolli in verticale su Caruso. Caruso prende bene posizione, Caruso non riesce a superare Pietrangelo. Selusio per Calderolli che cicca, ma arriva Lorenzo Ezzi con la porta spalancata a mettere dentro il pallone per il vantaggio rosso-blu. Dopo 2 minuti e 7 secondi di gioco, il gol di Lorenzo Ezzi. Di nuovo per il 7. Non riesce a superare Giapaviere, allora contropiede Kame. Giappa, il tocco per Donin, salva di Stane e poi Caponigro interviene sulla ribattuta. Pallone in verticale recuperato da Pedro Espindola. Il tocco per Ugherani, dentro ancora da Pedro Espindola, il tocco per Barra, c'è stato il tocco di Luis, mentre noi seguiamo il tentativo di Ezzi con la risposta da parte di Pietrangelo. Espindola, attenzione al pallone rubato da Saccon che poi ci prova di punta, un po' frettoloso, numero 89 Ugherani, proprio da Pedro Espindola che tocca per Caponigro al salto con il mancino il 7. C'è il solo Selusio che fa ripartire la Fel di Caponigro. Calderolli, dentro Calderolli, la tocca Saccon con Caponigro che era lì sul secondo palo. Attenzione a Giapaviera, non riesce a liberarsi, prova a ripartire Barra, trattenuto. Ingenuità di Giacomo Azzoni, perché il 6º fallo e quindi ci sarà tiro libero per la Feldi. Parte Caponigro, riesce a intervenire Pietrangelo e a salvare la Kame, ma la Feldi continua ad insistere con Calderolli. Rientra sul destro, tocca per Espindola, la bomba di Pedro Espindola per il 2-0 Fel di Eboli a 1:54 dall'intervallo. Il tiro di Sutton respinge Di Stanio, ma arriva Luis sulla ribattuta e rimette in carreggiata la Kame. Dimezzato lo svantaggio con il gol a 6 secondi dall'intervallo di Luis. Si chiude così la prima frazione di gioco al Palasele. Fel di Eboli 2, Kame Treviso 1. E vediamo adesso cosa ci riserverà questa ripresa. Si inizia adesso. Sul primo palo la tiene Di Stanio che mette subito in movimento Federico Barra che prova ad accelerare. Barra, e il tocco per Calderolli. Rilancia subito Pietrangelo con Saccon che mantiene in qualche modo il pallone in campo. Poi si allaccia con Espindola alla fine. Arriva il tiro di Giappa con Di Stanio che allunga in angolo. Espindola, Ezzi ha un po' di spazio. Va da Caruso. Mette al centro Caruso, arriva Ugherani. Ugherani dentro per Ezzi. Pietrangelo attento. Gaetano Musumeci ha anticipato proprio adesso ad Espindola. Il tocco per Ugherani, bella palla dentro per Caruso. Brutto pallone da parte di Guida con Barra che non riesce ad approfittare. Barra cambia lato, ancora Selusio sul secondo palo dove arriva puntuale all'appuntamento con il gol Federico Barra per il 3-1 Fel di Eboli. Di Guida, pallone già recuperato da Thiago Lemos. Thiago Lemos tocca per Barra che tocca per Selusio. Che bella azione, non trova per il gol Selusio. Attenzione alla Kame, l'intervento prodigioso di Di Stanio su Sutton. Frada Saccon, Sutton calcia da lontano e colpisce la traversa
Espindola in avanti da Barra, si protegge da Luis, viene anche raddoppiato, insiste Barra, tocca per Selusio per Calderolli, solo esterno della rete, a spazio Calderolli, punta del Gaudio, calcia Calderolli, allontana Lorenzo Pietrangelo, Saccon, calcia da lontano ad Estanio, respinge a lungo Saccon, di testa Ugherani, calcia Calderolli, ma finisce così. Feldieboli 3, Came Treviso 1, ritrova subito i 3 punti la formazione di Lucio Antonelli.